gira male il mondo sulle spalle di Dani Parise. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. Va ora in onda lo spazio Aspes. C'è chi dice che la giornata da penotte sconsumata, senza ancora tesora al dì, ma che stracata. C'è chi dice che la fatica a Milano l'arriva prima mo che canta il gallo alla mattina. E già ne po' di più, ma cosa gode di, se la giornata d'un milanese le vada in cielo. Leva su alla mattina, alla sveglia un'ugiatina, nelle spise col cervello a buon cantina, con la mano una petenata, con la barba messa fatta, già pelus e già di scala, oh signor la portinara, e già ne po' di più, se la me cutta su, che la sua accusa alla gran moros che la perché, e già ne po' di più, ma cosa gode di, se la giornata d'un milanese le vada in cielo. Che de corsa la fermata della metropolitana, sui vagon che piende gente, ma che schicciata, finalmente a salti fermi dall'uscita dopo l'ora, e anche a volte corsa con la lingua ferra, e già ne po' di più, perché gode fa, che capre parti sulla porta poi in casa, e già ne po' di più, ma cosa gode di, se la giornata non milanese le vada in cielo. E comincia la menata, su e già per una scala, per il fax le consegna all'impiegata. Poi mi dice che il Pasquale resta qua perché sta male, va a finire e tocca fa anche al manovale, e già ne po' di più, perché gode fa, ma finalmente quando arriva sera torni a casa, e già ne po' di più, ma cosa gode di, se la giornata d'un milanese vada in cielo, e già ne po' di più, ma cosa gode di, se la giornata d'un milanese le vada in cielo. Buongiorno e buona Padania a tutti. Dopo la pausa delle ferie estive riprendiamo la nostra rubrica Aspes Informa. La nostra è un'associazione ONLUS, come voi ben sapete, ed è al servizio del cittadino. Tutti coloro che volessero aderire e associarsi alla nostra associazione, la quota della nostra tessera annuale è di €35 e avranno diritto a tutte le nostre agevolazioni, compreso le consulenze legali, notarie e quant'altro. Il cammino percorso insieme dalla nostra associazione ad oggi è stato costellato di entusiasmo, passione e dedizione allo scopo che ci eravamo prefissi. Tutti gli obiettivi sono stati portati a termine al 95%. Ciò ci fa onore ed orgoglio alla nostra associazione che giorno dopo giorno vede crescere il numero degli iscritti, ne siamo circa 3.200 oggi come oggi, tra Milano e Torino. Il nostro team di professionisti, avvocati, notai, commercialisti, medici, opera con grande serietà e professionalità verso i cittadini che ne hanno bisogno, dando loro consulenze gratuite e consigli. Iscrivetevi all'Aspes e non ve ne pentirete. Come in studio, come di consueto, l'avvocato Patruno, buongiorno avvocato, Presidente. e il dottor Canino Leandro, buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Avete fatto buone ferie?
insomma accettabili, considerando i tempi storici, diciamo che possiamo lamentarci, almeno per quanto mi riguarda. Ecco, detto questo, prima di cedere loro la parola, vorrei sempre ricordarvi i nostri servizi che vanno dalla consulenza fiscale, modello 730, RED unico, ISE e quant'altro, convenzioni con assicurazione auto, casa, vita, finanziamenti a tassi agevolati, consulenza legale gratuita ai nostri iscritti, consulenza INPS per pensioni, reversibilità, invalidità, eccetera, consulenza lavoro, controllo buste paga per lavoratori, badanti, colf e CUD, eccetera, consulenza notarile, consulenze mediche, abbiamo 4 medici di cui un medico legale e un primario di un ospedale qui di Garbagnate, convenzione con studi odontoiatrici, convenzione di casa di cura privata sul Lago Maggiore, convenzione con ottici, convenzione con studi con un geometra iscritto all'albo per perizie estimative, perizie giudiziarie ed extragiudiziarie, rilievi topografici catastali e pratiche catastro terreni e catastro urbano e coordinamento di sicurezza. Vi informo che chi ha bisogno di avere informazione sulla nostra associazione, i nostri numeri di telefono sono 02 87 39 44 34 oppure 02 36 52 29 10. Risponderò io personalmente o uno dei miei collaboratori. Inoltre, coloro che vogliono intervenire in diretta in Radio Padania Libera, il numero è 02 66 20 35 29. La parola al dottor Cagnino. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buona Padania. Siamo tornati al lavoro, siamo tornati a parlare di novità fiscali che interessano di fatto tutti i nostri contribuenti. Il periodo estivo non è stato avaro di novità, anche con il decreto IRPEF e il decreto semplificazioni di prossima approvazione ci sono un po' di novità, un po' di carne al fuoco. Non ultima, che sicuramente ci terrà compagnia per almeno qualche puntata, cercheremo sempre di aggiornare i nostri ascoltatori anche sulle modalità di pagamento e di calcolo per quanto riguarda le imposte sugli immobili, quindi sia l'IMU che la TASI che la TARI, perché questa piccola novità di scomposizione delle imposte sugli immobili potrebbe portare a un pochino di confusione. Quindi, anche perché i cittadini hanno un po' le idee confuse. Non sono solo i cittadini, cioè cerchiamo tutti di navigare a vista e cercare di correggere il tiro laddove stessimo sbagliando. Partiamo subito con una prima novità che entra in vigore subito tra un paio di settimane, dal 1° ottobre. Viene esteso a tutti i contribuenti l'obbligo dell'utilizzo dell'F24 telematico per i pagamenti sopra i 1.000 euro. Cosa vuol dire? Questo obbligo di pagamento telematico era già in vigore per tutte le società e per tutti i professionisti, cioè le persone che lavorano con partita IVA. I pagamenti con F24 che riguardano ad esempio le imposte piuttosto che anche la stessa IMU o la stessa TASI devono essere fatti adesso dal 1° ottobre anche per tutti i cittadini che non sono titolari di partita IVA, quindi una qualunque persona, anche pensionato dipendente, deve essere effettuato con questo modello telematico. Non è nulla di stravolgente se non per alcune particolarità, ovvero tutti quegli strumenti che abbiamo anche sui siti delle banche, quindi la possibilità di caricare online sul sito della nostra banca tramite l'utilizzo di magari qualche chiavetta o qualche dispositivo che si chiamano token con l'inserimento delle password per caricare i pagamenti, già quelli sono F24 telematici. Non sarà più possibile di fatto recarsi in banca o alle poste e pagare far pagare un F24 e trasmetterlo pagando in contanti. Bisognerà che questo F24 sia collegato a un conto corrente o comunque che la banca ci metta a disposizione online o in maniera non online la trasmissione telematica. In alternativa
potrà essere un professionista o magari anche lo stesso contribuente, adesso facciamo un accenno veloce su come farlo, a predisporre questo invio telematico. Tutti i professionisti, commercialisti, avvocati, tributaristi sono che hanno l'accesso a Entratel, hanno la possibilità di trasmettere questi F24 anche per i propri clienti o comunque per le persone che ne fanno richiesta. L'importante è che il conto corrente su cui viene fatto l'addebito di questo F24 sia la stessa persona intestataria dell'F24, ovvero io, Leandro Canino, non posso trasmettere un F24 a nome mio per pagare la mia IMU sul conto corrente di mio papà, perché di fatto viene scartato per non coincidenza tra il codice fiscale dell'F24 e il codice fiscale invece del proprietario del conto corrente. L'obbligo di questo F24 telematico entra in vigore anche per quei pagamenti che utilizzano crediti in compensazione. Il fatto che ha destato un po' di storcere il naso tra gli addetti ai lavori è il fatto che entra in vigore questo obbligo a cavallo delle scadenze della rateazione delle imposte, quindi quelle persone che stanno pagando le proprie imposte del modello unico e che quindi hanno pagato a fine luglio, a fine agosto, fine ottobre e fine novembre, si trovano praticamente ad avere delle regole per cui luglio, agosto e settembre potevano pagare benissimo in banco o in posta pagando l'F24 in contanti anche senza avere in quella banca il loro conto corrente abbinato, e poi invece a metà del cammino del pagamento delle imposte cambiano le regole in corso. Su questo ci sarebbe da sfondare tantissime porte, ovvero il concetto è sempre quello: pagare le tasse e le imposte è un dovere civico, ma non deve diventare un'avventura per i nostri contribuenti. E proprio per parlare di questa avventura per pagare le nostre sante, benedette, molte volte giuste, tante altre volte un po' meno giuste, per carità, più che benedette sono maledette. Ecco, va bene. Se fossero, in senso eufemistico. Esatto, se fossero sempre corrette e ne vedessimo anche i frutti, sarebbe sicuramente meglio. L'avventura che riguarda le nostre imposte sugli immobili. Ricordiamo che da quest'anno, siccome non so se qualcuno in Italia apprezza la complicatezza, abbiamo deciso di spacchettare le nostre imposte sulla casa in 3 imposte. Gli diamo un nome, dovevano chiamarsi in realtà nella loro prima formulazione IUC, imposta unica sulla casa. In realtà, come abbiamo detto già in trasmissione, la IUC si è rivelata essere semplicemente un contenitore, tra virgolette, di cartone, come ci piace chiamarla, che contiene al proprio interno 3 imposte diverse che, ahimè, funzionano anche in maniera diversa e che hanno trovato grandissima difficoltà nell'essere attuate, nell'essere comunicate alle persone, e proprio questo ritardo e questa difficoltà di comunicazione ha messo molto in difficoltà sia i professionisti che poi di conseguenza, e a maggior ragione, anche i nostri cittadini, che pur nella buona volontà hanno dovuto rincorrere le delibere, fare calcoli a volte facili, a volte molto meno facili, e vedere quali comuni avevano deliberato, quali erano le detrazioni. Andiamo più nello specifico. Parliamo subito dell'IMU, che forse è quella che ricordiamo un po' meglio e su cui eravamo un po' più avvezzi, almeno dal punto di vista della nomenclatura. L'IMU deve essere pagata per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale. Fanno esclusione gli immobili di pregio, che sono le categorie A1, A8 e A9, che continuano a pagare l'IMU anche se sono prima casa. Non preoccupatevi, A1, A8 e A9 sono in genere abitazioni signorili, ville di pregio e castelli, quindi diciamo che il 99% dei nostri ascoltatori difficilmente hanno un castello. Esatto. Fortunati coloro che ce l'hanno. L'IMU l'abbiamo pagata già nella sua prima parte, quindi nell'acconto al 16 di giugno, sulla base delle delibere delle aliquote che erano stabilite nell'anno precedente. Il saldo andrà pagato entro il 16 dicembre, quindi diciamo alla fine dell'anno,
a seconda delle aliquote che decideranno e pubblicheranno i vari comuni. Queste aliquote saranno disponibili per la consultazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre massimo, il che vuol dire che i comuni stanno, una volta archiviato il capitolo Tasi, si metteranno subito al lavoro per deliberare queste aliquote IMU. Questo sempre per le seconde case comunque, no? Sì, l'IMU colpisce sempre le seconde case. L'IMU si calcola partendo dalla base numerica della rendita catastale, rivalutata del 5% e applicando dei moltiplicatori che possono essere di 160 o di numeri diversi, ad esempio 160 per le abitazioni e i box, piuttosto che 55 per i negozi, che sono la categoria catastale C1. Una volta superato questo primo calcolo, cioè rendita catastale rivalutata al 5% per il moltiplicatore, abbiamo la base imponibile dell'IMU, che poi sarà la stessa della Tasi. A questa base imponibile applichiamo semplicemente l'aliquota decisa dal nostro comune e eventualmente se ci sono delle detrazioni. In genere vi dico che le detrazioni sull'IMU sono state per lo più archiviate in favore dell'introduzione di detrazioni a favore della Tasi, cioè quindi un'imposta che riguarda più la prima casa. Chiudiamo il discorso dell'IMU. A seconda delle diverse decisioni locali, lo stesso immobile, attenzione, potrebbe trovarsi a pagare sia l'IMU che la Tasi. Questa potrebbe essere una questione complicata che va guardata con un filo di attenzione, ovvero l'IMU colpisce in genere tutte le seconde case, però la Tasi colpirà principalmente le prime case e in via residuale potrebbe, a seconda delle decisioni del comune, colpire anche le seconde case. Quindi se avete una seconda casa vi troverete, è probabile, a pagare sia l'IMU che la Tasi. Attenzione, aperta parentesi, c'è la regola che l'aliquota dell'IMU più quella della Tasi non può superare il 10,6 per 1000, che sarebbe praticamente l'aliquota massima applicabile sull'IMU dell'anno scorso. Quindi non ci troveremo su una seconda casa a pagare più di quanto abbiamo pagato l'anno scorso. Questa almeno è diciamo una piccola buona notizia. Passiamo invece alla Tasi, che è stata quella che ha creato molte difficoltà e che di fatto ci troviamo di nuovo a riaffrontare già nel prossimo mese, al 16 di ottobre, dopo aver fatto un primo giro di acconti con il 16 di giugno. Ricordo che al 16 di giugno hanno pagato la Tasi solo quei comuni che avevano deliberato entro la fine di maggio. I comuni che non avevano avuto modo o tempo o accordi per deliberare le aliquote hanno sospeso il pagamento, che torna adesso in corsa al 16 di ottobre. Entro il 10 settembre i comuni che hanno già deliberato hanno dovuto trasmettere la loro delibera al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che entro il 18 di settembre, quindi un mese prima della scadenza, grazie a Dio, lasciando il tempo a tutti i cittadini e ai professionisti per consultare queste delibere, pubblicherà tutte queste delibere in modo da poter aggiornare le nostre aliquote e vedere come fare sviluppare il calcolo per i nostri contribuenti. La Tasi quindi la devono pagare i contribuenti che possiedono o utilizzano immobili nei quali i comuni hanno deciso di applicare questo tributo. L'amministrazione comunale può scegliere se istituire o no la Tasi, è possibile anche che non ci sia la Tasi. Attenzione, ho detto due parole abbastanza importanti, ovvero che la Tasi deve essere pagata non solo dai proprietari, ma anche dai possessori o detentori, il che vuol dire che è stata una piccola particolarità o novità di questa imposta, cioè che va a colpire non solo il proprietario nudo e crudo, ma anche colui che detiene l'immobile a qualunque titolo, anche se non c'è sotto un contratto. Cosa vuol dire? Che facciamo l'esempio che ci ha portato proprio il nostro presidente: se c'è un immobile affittato, si farà il calcolo della Tasi e si dividerà. Nella via ordinaria è questa: 90% a carico del proprietario, 10% a carico del detentore, che in questo caso potrebbe essere l'affittuario, il locatario, potrebbe anche essere l'usufruttuario, potrebbe anche essere la persona che lo utilizza a qualsiasi titolo, e questo è un concetto molto ampio. Quindi se
non c'è coincidenza tra la persona proprietaria e l'utilizzatore, comunque l'utilizzatore viene in minima parte colpita. I comuni all'interno delle loro delibere hanno la facoltà di modificare questa divisione percentuale di 90 e 10, la possono portare a 70 e 30 o un intorno di queste percentuali. Quindi comunque anche se siamo degli inquilini potremmo essere chiamati a pagare la Tasi sicuramente. Abbiamo detto la divisione, il comune è obbligato a prevedere l'aliquota base della Tasi sarà l'1 per 1000, quindi sulla carta un po' più bassa sicuramente di quella che era stata l'aliquota dell'IMU della prima casa, ma i comuni hanno la facoltà di portare l'aliquota fino al 2,5 per 1000 e ahimè è notizia di questi giorni un'analisi del Cafacli che è stata pubblicata sul Sole 24 Ore. Il problema delle delibere che sono già arrivate è che la media di queste aliquote si sta avvicinando fortissimamente al 2,2 per 1000 e non sono ancora tutti i comuni ad aver deliberato e pubblicato le loro aliquote. Diciamo che su circa 8.700 comuni che ci sono in Italia siamo a 5.000 delibere pubblicate a questo punto, il che vuol dire che non siamo ancora sicuri che tutti quanti i cittadini siano, come si dice, chiamati alla cassa per pagare la Tasi. La Tasi si paga per coloro che hanno già versato il primo acconto, che poteva essere alla metà del mese di giugno, si paga ancora in acconto per coloro che non l'hanno ancora pagata al 16 di ottobre e infine si paga il saldo al 16 di dicembre. Per i comuni che non dovessero aver comunicato entro il 10 di settembre, quindi praticamente 2 giorni fa, e che quindi non troveremo la loro delibera sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo diamo l'indirizzo ai nostri ascoltatori così da poter controllare se il loro comune ha deliberato o meno, si pagherà in tutto a saldo, ovvero in sostanza i comuni che hanno deliberato e pubblicato i cittadini pagheranno al 16 di giugno quelli che l'hanno già fatto, oppure per i comuni un filino ritardatari al 16 di ottobre, oppure per i comuni molto ritardatari che ancora non hanno deliberato si paga solamente a saldo, arriverà tra virgolette diciamo una sberla perché bisognerà pagare tutto in una volta sola. Come si calcola la Tasi? Esattamente come con lo stesso metodo di calcolo dell'IMU, ovvero rendita catastale rivalutata al 5% per il moltiplicatore della categoria catastale, che abbiamo fatto l'esempio prima che poteva essere di 160, 140 o 55 a seconda della categoria. A quel punto si applica l'aliquota e si prova a vedere se ci sono delle casistiche per sottrarre delle eventuali detrazioni. E questa è un'altra piccola, diciamo, nota dolente che riguarda la Tasi, ovvero che i comuni sono stati lasciati molto liberi di stabilire delle detrazioni e delle casistiche a cui associare queste detrazioni, mentre per l'IMU era abbastanza standardizzata la cosa, ovvero 200 euro di detrazione sull'IMU della prima casa, parlo di 2 anni fa, quando l'IMU ha colpito anche in pieno tutte le prime case, e 50 euro per ogni figlio, se non ricordo male, inferiore ai 18 anni che convivesse con i genitori all'interno dell'immobile. In questo caso sulla Tasi si sono ridotte sì le aliquote, perché sono passate, come abbiamo detto, da un'aliquota standard dell'1% a un'aliquota massima del 2,5 per 1000, scusate, del 1%, dall'1 per 1000 al 2,5 per 1000, però si sono ridotte molte anche le detrazioni e in molti casi sono collegati al reddito della persona che è proprietario dell'immobile. Dottore, un attimo che c'è una telefonata in linea. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io faccio i complimenti innanzitutto per come state spiegando, perché veramente bravissimi, siete veramente molto molto bravi. Io ho fatto sindaco di Eicurzo in Brianza per 10 anni e ho finito a maggio. Allora, finendo di fare l'amministratore, ho detto ai miei cittadini che il mio comune avrebbe fatto i salti mortali per non far pagare la Tasi. La Tasi non è altro che l'IMU della prima casa, quindi hanno semplicemente cambiato il nome. Ora, il 14 di luglio, anniversario della presa della Bastiglia, il governo di Roma
ha pubblicato i soldi, i trasferimenti che darà ai comuni. E con nostra bella sorpresa ci siamo trovati un taglio di oltre 200.000 euro a fronte dei 600.000 euro che ci è andato nel 2013. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a noi è stato tagliato, come tutti i comuni del resto, il 40% dell'IMU, esattamente il 38,12, che quest'anno resterà al governo centrale. Quindi il governo centrale ridurrà il trasferimento ad Ecurzio per 120.000 euro. Certo. A questo aggiungiamo i 120.000 euro della prima casa IMU, che nel 2013 vi ricorderete che i cittadini non hanno pagato al comune, ma il comune ha avuto gli stessi soldi che non ha preso dai cittadini dal governo, come altri contributi statali. Quindi nel mio caso specifico 120.000 euro da una parte e 120 dall'altra fanno esattamente 240.000 euro di tagli. Poi per arrotondamenti vari arriviamo a circa 208.000 di taglio. A quel punto lì l'unica arma che è possibile avere in mano come ragioneria del comune di Curzio, ma il ragionamento vale per tutti i comuni della Brianza, del nord, della Padania, è il fatto di mettere la Tasi. A quel punto lì, quanto posso mettere di Tasi? Devo calcolare la base imponibile complessiva e applicare i millesimi, quindi la percentuale della Tasi, per arrivare al taglio complessivo che mi ha fatto il governo. Nel caso di Ecurzio, dai calcoli che ha fatto l'ufficio tributi, è il risultato che abbiamo dovuto applicare il 2,5 per 1000, con tanti ringraziamenti del governo Renzi. Ora, siccome in Brianza quasi tutti i comuni sono in mano al centro-sinistra, io, ex sindaco e attuale consigliere comunale, non ho sentito nessun sindaco brianzolo lamentarsi di questi tagli lineari fatti dal governo centrale. Grazie alla Radio Padania queste informazioni si possono dare ai cittadini. Grazie a lei. Aggiungo una piccola informazione, visto che il nostro ascoltatore ci ha portato il suo caso, la sua esperienza, per far vedere anche, per dimostrare la difficoltà in cui tante volte operano anche gli stessi uffici comunali, ovvero a metà anno scopriamo, come ufficio tributi, gli uffici tributi dei singoli comuni a metà anno scoprono che hanno avuto dei tagli, e quindi se quel comune di cui parlava il nostro ascoltatore, di cui era ex sindaco, aveva già deliberato l'aliquota della Tasi al mese, perché in quel caso non era successo, avesse già deliberato l'aliquota della Tasi al mese di giugno, a quel punto doveva fare un'altra delibera correttiva, mettendo ancora più in difficoltà i propri cittadini, ma giustamente non è colpa del comune in questo caso qua, ma è colpa del fatto, come ho sempre detto in trasmissione, che servirebbe un pizzico di più di programmazione, un pizzico di più di buonsenso, perché le imposte sono, chiamatele come volete, ma sono in parte corrette come dovere civico, ma non devono diventare, come abbiamo detto inizio trasmissione, un'avventura per andare a scoprirle per i nostri cittadini. Anche i comuni, vedete, si trovano in difficoltà perché le regole cambiano in corsa, con automaticamente. Tutti questi tagli che ci sono, per assolutamente, forza, gli stessi comuni e gli stessi amministratori si trovano in difficoltà, come ci ha detto il nostro ascoltatore, come so per esperienza di tanti amministratori locali, che si trovano in difficoltà perché arrivano alla fine dell'anno a dover tirar fuori dei bilanci consultivi, avendo navigato a vista praticamente per tutto l'anno e vedendosi tirare o tagliare i contributi che arrivano a destra e a sinistra. Chiudiamo il nostro discorso. C'è un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, buona Padania. Senta, buona Padania, io vorrei parlare delle pensioni. Allora, senta, io mi trovo in una situazione molto brutta. Io ho fatto l'IVI e risulta che non ho niente, cioè non ho proprio niente. Lei ha fatto l'ISE, vero? l'ISE, sì, e sono proprio una che non ha una lira. Però combinazione prendevo la sociale, la pensione sociale, perché sono divorziata, ho 70 anni,
E 3 anni fa mio marito ogni tanto mi passa 200 euro al mese, ogni tanto. Allora io ho denunciato ho detto a uno che sono andato a fare la denuncia dei redditi, mio marito mi passa questo. Per fargliela breve, avendo fatto l'ISEE, io non ho reddito, non ho niente, dalla sociale mi hanno tolto 250 euro. Ne prendevo 4,70 e me l'hanno tolto e mi hanno portato la sociale a 250 euro. Allora lei pensa, se io posso vivere con 250 euro, perché mio marito, divorziata, me ne passa 200, oggi me li passa, ieri non me l'ha passati, il mese di agosto me l'ha mandati al 22 del mese, oggi siamo già a settembre, ne abbiamo 12, non ho preso una lira, devo mangiare con 200 euro al mese, pagare un affitto, luce, gas e telefono. Allora io mi chiedo, ma questa storia è giusta? Io avevo letto su internet che chi non aveva reddito, non solamente 200 euro al mese, ma non superava i 7.000 euro all'anno di reddito, aveva diritto alla sociale. Giusto o no? La legge dice questo. Come mai invece a me, per 200 euro che ho detto che mi passa mio marito, quando me li passa? Perché se no in galera quello non va, l'ho denunciato, se ne pregano, sono 2 anni che non mi passa quasi niente, sono andata in tribunale, dappertutto, e mi hanno portato a 250 euro la pensione sociale. Ma cosa pensano? Che noi italiani, io ho 70 anni, ho un figlio disoccupato che non sta bene mentale, cosa faccio? Mi suicido? No. Allora, non arriviamo a degli estremi e sempre escluderli questi. Esatto. Certo, lo Stato non aiuta e non soccorre chi è in difficoltà, questo è un dato di fatto oggettivo che nessuno può negare. E poi con 250 euro giustamente la signora dice come si fa a vivere. Ritorno al discorso che abbiamo fatto più volte del famoso reddito minimo garantito, e non è l'unico caso, sostentamento. E non è l'unico caso, perché in associazione ne vengono tanti con queste problematiche. Abbiamo anche avuto quel caso di quel papà che dormiva in macchina. Esatto. Do un'informazione alla nostra ascoltatrice, ovvero che non conosco la situazione familiare e giudiziaria, diciamo, di questa separazione, però segnalo solamente, per favore leggete tra le righe di quello che sto dicendo, non invito nessuno a prendere comportamenti in un verso o nell'altro dal punto di vista fiscale, ovvero se c'è una separazione giudiziale e il giudice stabilisce che un coniuge debba corrispondere all'altro coniuge un assegno di mantenimento, allora quello è un reddito che va dichiarato in dichiarazione dei redditi. Questo è il comportamento corretto, ma se non c'è questa previsione all'interno dell'atto giudiziale di separazione e un coniuge decide per sua volontà di corrispondere all'altro coniuge un aiuto, questo non è reddito, non va portato in dichiarazione dei redditi, è una, chiamiamola, erogazione liberale, ovvero io ho 30 anni, non ho ancora un lavoro, i miei genitori mi danno 300 euro al mese per aiutarmi a pagarmi le mie piccole spese, semplicemente questo non può essere un reddito per me, è un'erogazione liberale da parte di un mio familiare, ma non è stabilita da nessun giudice. Diverso è, giustamente, se è stabilita da un giudice, quindi di fatto questa, tra virgolette, notizia è a conoscenza dell'amministrazione finanziaria. Quindi laddove ci sono dei redditi che dobbiamo dichiarare, per carità, facciamolo, nessuno qua vi dirà mai di avere comportamenti omissivi, però se non sono dei veri e propri redditi, e in questo caso se non c'è una sentenza giudiziale dove il giudice stabilisce che c'è un assegno di mantenimento, quello non è da considerarsi un reddito e quindi non deve essere dichiarato in dichiarazione, e quindi a maggior ragione non ci deve essere il taglio della pensione minima. Io vorrei aggiungere, proprio non c'è reddito, non arriva niente. Io vorrei aggiungere un'altra cosa. La signora ha detto quando me li dà. Sì. Se il giudice ha detto che le deve passare 200 euro al mese e il signore non glieli dà, si può trattenere un quinto della pensione del coniuge. Sì.
Sì, per carità, lì sporiamo. Sì, però in è sempre un altre... discorso di costi e devi sempre andare a un gratuito patrocinio che ti inizia un procedimento. Secondo me questo, in una situazione come questa, che oggettivamente è di grave difficoltà, deve essere lo Stato che interviene direttamente, senza imporre a queste persone già anziane di andare da un legale, chiedere un patrocinio gratuito, iniziare un procedimento esecutivo. Deve essere automatico che lo Stato risponde quando non risponde il coniuge dopo una certa età, perché non si può presumere che una persona di 70-80 anni abbia anche una forza intellettuale e fisica da poter iniziare un'azione giudiziaria. Non sa poi quando finirà. Naturalmente poi a 70 anni come fai a vivere con 250 euro pagando tutte le spese, un affitto? Ma non hai neanche i soldi per prendere il tram e andare in tribunale a chiedere aiuto patrocinio, io penso, e diventa veramente difficile. Qui, al di là del reddito minimo garantito, che è una questione relativa a una perdita di lavoro, ci vuole comunque un minimo sociale per poter garantire l'esistenza umana a chi è in queste condizioni, cosa che oggi purtroppo non sempre i comuni, nonostante ci siano le normative, attuano, vuoi per mancanza di fondi, vuoi per il patto di stabilità, vuoi per mille altri motivi, però, e qui crederemo in politica, ho sentito proprio recentemente che sono state modificate, almeno sul Comune di Milano, questioni che riguardavano i contributi da dare per extracomunitari che riguardano appunto il sostentamento di questi signori, e sono stati invece diminuiti, mi sembra, di $1 milione di euro, invece quelli relativi proprio ai contributi sociali. Allora, non entriamo in quel campo, altrimenti mi arrabbio. Chiudiamo. Ci arrabbiamo veramente tutti, perché ci chiede quali sono le priorità per il Comune di Milano. Riprendiamo, a proposito di comune, riprendiamo un secondo il nostro discorso sulle aliquote delle case, degli immobili, chiudendo il discorso, quindi l'IMU sulle seconde case, la TASI sulle prime case, ma in teoria può colpire anche le seconde case. L'importante è che la somma di IMU più TASI non superi questo 10,6 per 1000. Dovremo pagare la TASI per i comuni che hanno deliberato di nuovo, o meglio, che hanno deliberato nell'intorno tra metà di giugno e la metà di settembre. Andremo a pagare il primo acconto al 16 di ottobre e pagheremo il saldo a dicembre. Come si paga? Sempre con bollettino, o con F24. Ultimo tassello della nostra famosa, del nostro famoso contenitore IUC, la Tari. La Tari è un tributo che viene versato da chi possiede o occupa l'immobile e serve per, sostanzialmente, l'imposta che sostituisce la Tares, quindi l'imposta sui rifiuti. Il numero delle scadenze e dei pagamenti sono stabiliti direttamente dai comuni. Per legge devono essere garantiti almeno 2 rate semestrali, anche se molti comuni, ad esempio Milano, visto che ci ricolleghiamo, ha stabilito 3 versamenti. La Tari è composta da una tariffa fissa e da una variabile, e per le utenze domestiche conta anche il numero degli occupanti degli immobili. Attenzione, a differenza della IMU e della TASI, dove i nostri cittadini possono calcolarla in maniera autonoma o farsi aiutare da un professionista, perché la base di calcolo parte tutta dalla rendita catastale che si può vedere da una qualunque visura catastale, la Tari invece deve essere autoliquidata dai comuni attraverso la comunicazione dei bollettini o dei pagamenti da effettuare ai singoli cittadini, perché la base di calcolo è fatta, come abbiamo detto, da questa tariffa variabile e tariffa fissa in relazione al numero di metri quadri dell'immobile, quindi è schiacciata dagli altre 2 imposte. Bene, dottore, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, a proposito della TASI, io avevo letto su un opuscolo che penso pubblicato da un'associazione di commercialisti, che l'aliquota poteva arrivare al 2,5%, però i comuni avevano la facoltà di aumentarla dello 0,8 per 1000, dello 0,8 per 1000, ma legandola alle detrazioni, nel qual caso l'aliquota massima del 10,6 sommata a quella dell'IMU può arrivare sarebbe andata all'11,4. Sì, è vero? È una piccola particolarità, in teoria non dovrebbe verificarsi, perché si era già detto, diciamo, a metà del mese di luglio che non si doveva superare questa aliquota massima del 10,6 per 1000, però effettivamente ha ragione la nostra ascoltatrice a ricordarlo. C'è la possibilità che i comuni non scelga di utilizzare in tutto o in parte la facoltà di questo aumento dello 0,8 per 1000, arrivando quindi all'11,4 per 1000, però in questo caso devono essere previste assolutamente delle detrazioni, cioè il comune può spingersi in alto, ma più si spinge in alto più devono essere
in maniera assolutamente ragionevole, devono essere generose, diciamo, le detrazioni. Chiudo sul discorso delle imposte sulla casa segnalando dove i nostri ascoltatori, i nostri contribuenti possono andare a consultare sul sito del MEF per andare a vedere se i loro comuni hanno deliberato qualcosa in merito a Tasi e IMU. Potete cercare su internet il sito del www.finanze.it, il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le sottosezioni per andare a cercare le delibere sono fiscalità locale e IUC. Quindi una volta che siete nell'home page, guardate sulla destra, troverete la voce fiscalità locale. Una volta che siete entrati in fiscalità locale, cercate la paginetta della IUC, vi apparirà una pagina con la cartina d'Italia, potete cercare manualmente andando all'interno della vostra regione tutte le delibere pubblicate dai vari comuni, oppure c'è un campo di ricerca dove, se scrivete il nome del vostro comune, vi porta direttamente a quella pagina dove sono pubblicate le delibere e i regolamenti di Tasi e IMU inviate dai comuni. Ricordo che avevano tempo entro il 10 di settembre, adesso dal 10 al 18 settembre il Ministero dell'Economia e delle Finanze le pubblicherà, in modo che ci sia un punto di raccolta anche per queste informazioni, perché sennò diventa veramente un ginepraio, come possiamo dire, la ricerca di queste informazioni. Bene, io ringrazio il dottor Canino le sue informazioni. Prima di dare la parola all'avvocato Patruno, volevo ricordare che ci stiamo attivando di aprire uno sportello Aspes presso la sezione d'Arsena in via Carcano, angolo via Brioschi, e il numero per informazioni è 02 89 42 9141. Prego, grazie Presidente. Io in questi ultimi 10 minuti, un quarto d'ora che abbiamo, una funzione un po' riepilogativa. Intanto saluto tutti i nostri ascoltatori, do un bentornato dopo queste ferie estive, perché ci sia questo anno in cui possiamo essere sempre vicino alle vostre problematiche, darvi il giusto consiglio e cercare di venirvi incontro dove si può, come si può, alle situazioni che sono sempre difficoltose, sia in campo fiscale, in campo giuridico ed economico. Vorrei ricordare dell'Aspes a questo punto le sedi, che sono la sede di Via Lucca 44 a Milano. Se volete munirvi di una penna, così potete segnare anche i telefoni e gli indirizzi. Dunque la sede principale, dicevo, Via Lucca 44 a Milano, il numero è lo 02 87 39 4434. Ripeto, 02 87 39 4434, oppure c'è lo 02 36 52 29 10. 02 36 52 29 10. Vi è poi la sede di Bolzano, in via Milano 140 Bolzano, al numero 333 65 47 400. La filiale di Torino, in largo Saluzzo 25G a Torino, allo 011 65 99 315. La filiale di Cassago Brianza, in via Volta 8 a Cassago Brianza, allo 039 92 17 621. La recente sede di Brugherio, in via Montello 26, allo 039 83 66 15, e col fax con numero 039 97 15 219. Ricordo poi, per chi vuole iscriversi all'Aspes, l'associazione, la durata dell'iscrizione ha una temporalità annuale, quindi se vi iscrivete adesso verrà da settembre 2014 a settembre 2015. Per poterlo fare è sufficiente che inviate un bollettino di pagamento sul conto corrente postale che adesso vi leggerò, che è il 30 65 024, ripeto 30 65 024, per un importo di 35 euro all'anno. Una volta appunto effettuato il pagamento potrete inviare alla sede legale dell'Aspes, nella sua sede centrale, che dicevo appunto di via Lucca 44 a Milano, un vostro documento, la copia del bollettino postale e un numero per essere poi ricontattati. Questo lo potrete fare ovviamente inviando poi il fax e riceverete la tessera appunto per l'iscrizione. Ricordo che c'è un sito internet dell'Aspes che è il seguente: www.associazioneaspes, tutto attaccato minuscolo.org.
Vi sono poi anche 2 mail che sono aspes.aspes@libero.it e venetof di Firenze @tiscali.it. Se volete potete poi versare anche il 5% a favore dell'associazione. 5 per 1000. Scusate, 5 sì, sarebbe stato meglio. Io ci ho provato, ma il Presidente, vedete, mi corregge giustamente sempre. Abbiamo una telefonato comunque. Volevo solo dire il codice fiscale nel caso voleste appunto versare 5 per 1000, che è il 97 21 16 60 150. Grazie. Pronto? Sì. Prego. Niente, non so se potete esaudire questa mia sì, ci dica. Richiesta. Sì, ci dica. Niente, io sono un pensionato INPS. Vorrei sapere se è possibile, forse sia possibile, da parte di un'associazione, un gruppo di cittadini, eccetera, opporsi alla legge che hanno fatto, con la quale hanno incorporato nello stesso fondo INPS e INPDAP. E se non è possibile, se fosse possibile, se la legge lo consente, eccetera, no? Impedire questo scandalo, cioè perlomeno opporsi a questo scandalo e trovare magari qualche giudice, visto che i giudici si interessano di tutto, delle estrazioni petrolifere, di questo, di quest'altro, che possa in qualche modo opporsi a questo provvedimento che ha di fatto imbrogliato tutti i pensionati INPS, che si sono accollati un debito spaventoso delle casse dell'INPS. Senta, io sono il presidente dell'associazione Aspes. Questo problema lo sta portando avanti un magistrato di Strasburgo che collabora con noi. In altri termini, questo magistrato arriva a fine mese. Se lei ci Pronto? Pronto? Caduta la linea. Allora, bene, no, giustamente è una problematica di una grossa rilevanza e come tutte le problematiche dove si coinvolgono migliaia se non milioni di persone rientriamo nella famosa class action, per cui l'ASPE si è già interessata per quello che riguardavano i bond Argentina, quando c'è stato lo scandalo dei bond Argentina. È il codice del consumo che prevede appunto anche in Italia l'introduzione della norma della class action, dove chiunque ha una violazione di diritti soggettivi, come in questo caso omogenei, in questo caso sono appunto diritti relativi, sapete con l'INPS ci sono problematiche aperte anche molto più gravi, cioè gente che ha versato contributi per moltissimi anni e che magari per pochi anni non rientra nella casistica prevista per poter ottenere comunque la pensione, perde i contributi e il diritto alla pensione. Quindi siamo davanti a situazioni veramente oltre, secondo me, i limiti della normale tollerabilità. Pertanto sono azioni sono parecchie le azioni che riguardano INPS soprattutto, che possono essere appunto espletate meglio a questo punto anche se si accede direttamente alla Corte di Strasburgo, perché si tratta di diritti di una tale rilevanza anche economica che possono incidere anche sul bilancio dello Stato, perché è chiaro che questa operazione di unire l'INPDAP all'INPS ha avuto un riscontro di poter acquisire da parte dell'INPS anche tutti i debiti che avevano gli altri istituti, e questo ovviamente ha creato un decadimento totale, una depopolazione del bilancio dell'INPS, e sono diciamo discorsi che hanno un fondamento essenzialmente politico più che di una logicità o di una congruità giuridica. Per cui c'è il dottor Canino che mi chiedeva... Aggiungo una questione di fatto. Sostanzialmente il debitore dell'INPDAP non è altro che lo Stato italiano. Certo. Parlo da figlio di insegnante che certo. Di fatto ha come proprio ente previdenziale l'INPDAP. Gli insegnanti, così come tutti i dipendenti statali, lavorano per lo Stato, sarebbe lo Stato a dover versare le parte contributiva all'INPDAP. Se lo Stato lo avesse fatto, se l'amministrazione statale avesse versato i contributi all'INPDAP, l'INPDAP sarebbe inattivo. Non avendolo fatto, l'INPDAP è in passivo. Quindi chi è
responsabile. Chi è il debitore dell'INPDAP? Da chi deve ricevere i soldi l'INPDAP? Dallo Stato, che è se stesso. Quindi, il problema è stato questo, sostanzialmente. Sono 40 milioni di euro. Sì, il problema è stato questo, cioè che l'INPS si è presa in pancia un debito dello Stato perché non ha versato i contributi. Certo. Non sono ancora stati onorati tutti i contributi che lo Stato dovrebbe versare per i propri dipendenti. E allora ci ha messo una pezza. Esatto. In questa, ecco, però evidentemente sono delle responsabilità enormi. Qui sarebbe da fare un processo tipo la Bastiglia, sarebbe, no? Proprio per quello che riguarda la quantità di violazioni dei diritti soggettivi dei cittadini che sono perpetrati in tutti i campi in questi anni. Io, ecco, proprio in tema di violazioni dei diritti soggettivi vorrei considerare questi ultimi minuti che ci rimangano per un argomento che poi, se sarà possibile, introdurremo anche nel prossimo incontro del venerdì, che è una cosa che ha riguardato e sta riguardando tanti, che sono le vacanze appena passate, che sono state rovinate dalle più varie vicissitudini. Una delle primarie è stato il maltempo. Come avete visto, al nord ci sono stati praticamente su 90 giorni di ferie, di tempo, cioè di estate, ci sono stati 60-65 giorni di pioggia, per cui chiunque in questo range di questi 90 giorni ha potuto godere delle proprie ferie, l'ha dovuto fare sotto un acquazzone pazzesco per quello che riguardava al nord, almeno. Ecco, su questo si sta aprendo una giurisprudenza molto interessante che, appunto, ripeto, sarà oggetto dei prossimi incontri, che prevede il risarcimento del danno di chiunque vorrà poi provvedere nel caso siate stati coinvolti in questo danno da maltempo, e il suggerimento che posso darvi in pochi minuti adesso che rimangono è di mandare subito, se riterrete di farlo, una raccomandata RR da quando siete tornati da questo viaggio, perché i termini possono essere perentori e sono di 10 giorni dal ritorno del viaggio, per cui mandate subito una raccomandata RR dove contestate, poi con riserva di valutare quelli che sono i danni, alle agenzie turistiche, agli alberghi e a chiunque pensate che di aver dato ingiustamente del denaro per una prestazione alberghiera o comunque turistica che non avete avuto. È importante farlo subito e dirvelo subito, perché il termine per il decreto del turismo questo discorso lo riprenderemo ancora venerdì prossimo. Diamo l'ultima. Ricordo ai nostri ascoltatori che tutte le notizie e gli interventi fiscali di cui parleremo in queste settimane li possono ritrovare sul sito www.alcro.it, lo studio che collabora con Aspes. Salutiamo i nostri ascoltatori e diamo appuntamento alla settimana prossima. Buona Padania a tutti. Buona giornata a tutti. Avete ascoltato lo spazio Aspes,